Inizia a son di gol il cammino biancazzurro nel campionato d'eccellenza contro un irriducibile Folgore che ha avuto il merito di lottare dal primo all'ultimo istante. L'Acregas parte bene, dopo una traversa piena di cipolla e di testa, trova il vantaggio con l'argentino Villa. La compagine dei Temple è ben disposta in campo, ma deve capitolare sugli sviluppi di un calcio di punizione finalizzato da Maltese. L'Acregas incassa il pari, ma reagisce prontamente e con una tremenda forza d'urto riesce a raddoppiare grazie ad una intuizione del giovane Ferrante. Ad inizio ripresa arriva la terza rete con Gambino, bene imbeccato da Villa. La gara sembra chiusa, ma l'espulsione di Mannina, nel primo tempo era stato espulso il Folgorino Corso, riequilibrava la numerica e dava più fiducia ai ragazzi di Bonino. Era in ogni caso l'Acragas a giocare in maniera attentista e sorniona, sfiorando ripetutamente la rete. Una traversa di Gambino e qualche altra occasione di Villa, sprecata ad un soffio, rimandavano l'appuntamento con il gol. All'86esimo un'incursione di Cipolla in area avversaria si concludeva con un atterramento, penalty e trasformazione dello stesso difensore biancazzurro. Al 90esimo c'è gloria anche per l'attaccante folgorino Carovana, che dagli 11 metri supera il portiere di casa Compagno. Ad assistere alla gara la presidente Sonia Giordano, felice della vittoria, la quale preannuncia molto presto delle grandi novità. 3 punti pesanti ed importanti e domenica seconda gara di campionato a Casteltermini. Per quanto riguarda gli altri risultati della giornata, la Sagataldese ha espugnato il campo del Mazzara per 1-2. La Nissa si blocca in casa 0-0 con il Marsala, mentre il Canicattì espugna il rettangolo di gioco del Marineo. Mercoledì prossimo scenderanno in campo Pro Favara Cus Palermo, Misilmeri Monreale, Parmo Val Casteltermini e Sciacca Castellamare. Ed ora spazio alle interviste di fine gara tra Acregas e Folgore. Presidente Sonia Giordano, si inaugura bene la stagione dell'Acregas con una vittoria abbastanza pesante che poteva finire ancora in maniera molto più congrua dal punto di vista dei gol. Diciamo che mi ritengo soddisfatta e felice. Il primo pensiero sempre, come dico ai tifosi, spero di rivederli al più presto sulle curve. Volevo vederli tutti insieme perché è la prima volta, ma purtroppo non è stato possibile. Io mi auguro che prossimamente sia così. Per quanto riguarda la squadra sono felice per i ragazzi, per l'allenatore. Mi auguro che questo è il primo passo verso quello che io ho detto dall'inizio che vorrei fare. Speriamo insomma che tutto vada sempre bene, però insomma siamo qui il pallone rotondo, quindi oggi sono felice, non ho altro da dire. Se avete domande voi sono qua. Prego. Come prima gara quale emozione ha vissuto? Fortissima, perché Essendo il nuovo presidente dell'Acragas. Una fortissima emozione per la prima volta. Ho voluto vestire i colori della squadra per essere vicini ai ragazzi e vabbè, è un'emozione che non si può spiegare, però sono molto contenta oggi, davvero. Grazie a tutti. Dal punto di vista societario ci sono delle novità all'orizzonte? Può darsi, magari più avanti si possono dire, sai, io sono sempre molto trasparente, però per il momento voglio godermi la vittoria di oggi e non parlare di nulla. Ma potrebbero esserci delle novità, no? Ci sono sempre delle novità quando ci sono io, sempre. Ha segnato il gol, mi sembra che il primo gol dell'Acregas che ha permesso di sbloccare il risultato. Ecco, ci puoi spiegare come è arrivato questa rete? Bene, è stata una palla di Andrea in profondità, attaccava la porta, è uscito al partito e ha fatto gol. È stato subito, quindi ha aperto un po' la partita. Ti identifichi più un esterno o un centrale? No, io ho sempre fatto la prima punta, ho fatto la prima e seconda punta, però mi adatto, non è un problema. Con Gambino l'intesa va benissimo, ma con Fiavele? Sì, ancora ci dobbiamo conoscere, da poco siamo insieme, ma stiamo facendo bene, dai. La preparazione a volte si vede che ci manca un po', però piano piano con il passo delle partite prendiamo. Esordio positivo per l'Acregas contro una squadra che ha mostrato veramente tanta grinta e tanta passione. Un risultato che alla fine, contando anche le azioni da gol fatte dall'Acregas,
poteva terminare anche con un risultato più congruo per la squadra biancazzurra. Sì, sono d'accordo, ma diciamo che per come abbiamo lavorato fino adesso un po' me l'aspettavo. A tratti ho visto l'Akragas, quella che deve essere, quella che deve continuare a fare fino a fine campionato. Però vorrei vederla più dei tratti che ho visto oggi, cioè la vorrei vedere con più continuità. La cosa che mi è piaciuta tanto è stato dopo aver preso gol, comunque c'è stata subito una reazione anche fortissima, ci siamo messi lì, li abbiamo stretti e chiusi, quindi subito abbiamo fatto il 2-1. Però ancora sono convinto che possiamo fare tanto ancora meglio, possiamo crescere, c'è una crescita secondo me esponenziale che ha questa squadra e quindi sono ottimista per quello che verrà. Dal punto di vista fisico la squadra nell'ultima parte della gara mi è sembrato un po' in affanno. Sì, ma ci sta, perché comunque stiamo lavorando in una certa maniera, quindi anche a medio-lungo termine, quindi credo che sia anche inevitabile che ciò accada. Poi di fronte comunque c'è sempre gli avversari, a cui devo fare i complimenti, perché comunque è una squadra a me è piaciuta tanto. Quindi sul fattore fisico anche lì comunque siamo destinati anche a migliorare la condizione, questo lo puoi fare solo giocando, quindi partita dopo partita acquisisci i 90 minuti e allora poi puoi mantenere certi ritmi per tutta la partita.